Ciò che contraddistingue Kids and Us è il metodo Natural English. E questo significa che il nostro approccio si basa sull'apprendimento naturale della lingua. Quindi nelle nostre aule cerchiamo di creare le stesse condizioni per i bambini in cui imparerebbero la lingua materna. Questo significa innanzitutto lezioni 100% in inglese con i nostri insegnanti che hanno avuto una formazione specifica sul nostro metodo e che hanno tutti un livello professionale di inglese. In seconda battuta significa che i bambini comunque imparano agendo, facendo, quindi con l'esperienza. Per questo motivo in classe vengono coinvolti e vengono in qualche modo anche costretti, se così vogliamo dire, a utilizzare subito la lingua. Questo attraverso dei giochi, attraverso delle canzoni e poi c'è sempre anche il momento della storia. Il metodo Natural English segue quelle che sono le fasi appunto di apprendimento naturale. La primissima fase è quella dell'ascolto, ovviamente. Non possiamo pensare di imparare una lingua senza averla prima ascoltata. Questa fase inizia addirittura durante la gestazione, perché già dal quinto mese di gestazione i bambini sviluppano l'apparato uditivo, quindi già ancora prima di nascere in realtà i bimbi cominciano ad ascoltare i suoni della lingua. La fase successiva sarà quella della comprensione. Grazie ai nostri insegnanti che contestualizzano gli ascolti che i bambini hanno fatto, i bambini arrivano a comprendere il significato delle parole e delle frasi. La fase poi successiva sarà ovviamente quella del parlare, quindi ci sarà una produzione proprio orale anche da parte dei bambini. E solo in seguito si arriva poi alla lettura e alla scrittura, quindi alla parola scritta. Queste fasi nel metodo tradizionale spesso invece vengono mescolate, noi invece le rispettiamo appunto in questo ordine. I nostri corsi sono rivolti ai bambini a partire da 1 anno di età e poi in realtà il percorso è pensato per accompagnarli addirittura fino ai 19 anni. I nostri corsi sono suddivisi per anno di nascita e quindi abbiamo per la fase Babies il corso Mausi per i bambini di 1 anno, il corso Linda per i bambini di 2 anni, poi abbiamo invece il corso Kids e come età di inserimento abbiamo il corso Sam per i bambini di 3 anni, il corso Emma per i bambini di 4 e 5 anni e il corso Oliver per i bambini di 6 e 7 anni. Questi nomi derivano dai nomi dei personaggi che fanno da filo conduttore per ogni corso. I personaggi infatti hanno la stessa età dei bambini che frequentano il corso. Quindi tutte le avventure che vivono durante l'anno sono delle esperienze in cui i bambini si possono rispecchiare. La frequenza di questi corsi è di 1 volta alla settimana e trattandosi però di un approccio appunto naturale alla lingua, questo non sarebbe sicuramente sufficiente. Di conseguenza il nostro metodo prevede un sistema di continuità che permette ai bambini di avere un contatto quotidiano con la lingua attraverso il semplice ascolto di una traccia audio a casa. Ed è qui che torno a perché ci chiamiamo Kids and Us. Kids ovviamente sono i bambini e è intuibile di chi stiamo parlando. Questo us però, che vuol dire noi, non include solo noi in quanto scuola e in quanto insegnanti, ma include anche un noi che è quello della famiglia. Il nostro sistema infatti funziona se c'è una sinergia fra la scuola e la famiglia. Molte volte i genitori sono preoccupati che possa essere troppo presto per un bambino cominciare un percorso di apprendimento linguistico a 1, 2 anni, 3 anni. In realtà i dati ci dicono che è proprio il contrario, nel senso che i bambini sono naturalmente predisposti ad apprendere le lingue e quindi apprendono senza nessuna fatica, senza nessuno sforzo, soprattutto perché le nostre lezioni hanno comunque una forma interattiva e ludica, quindi imparano divertendosi sostanzialmente. Per tutte le informazioni sui nostri corsi e per partecipare a una lezione dimostrativa vi aspettiamo nella nostra scuola in via Palermo 9 bis a Padova.